Salve, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, sto un attimo facendo delle prove, ma sembra che dovrebbe essere tutto a posto. Fatemi dare un'occhiata, proviamo, test. Mm, Qui lo stesso, c'è qualcosa che non va, vediamo un po'. Allora, test, sto facendo delle prove. Niente, non mi funziona proprio. Allora, vediamo un attimo, eh. Mi sembra proprio che. Allora, 2 di 2, 2 di 2. Nuovi stream in diretta. Test. Vediamo. Oh, forse ho risolto. Un attimino solo, eh. Subito da voi che ho attivato delle nuove funzionalità, eh. Quindi sto cercando di capire perché io ho sempre Windows 7, sempre Windows 7, quindi per rendere compatibile tutto ciò che esiste, che funziona su Windows 10 e Windows 11, io ancora con Windows 7 ho, diciamo, dei problemi che però sono perfettamente in grado di risolvere. Ciao Michele, benvenuto, un attimino solo e cominciamo subito, eh. Adesso sto risolvendo delle cose. Tac, 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 clic, cloc, clac. Sembra che funziona tutto, incredibile. Allora, mi sembra che funziona tutto. Allora, come vedete, oggi sto dentro lo Stargate, sto dentro l'SGC, Stargate Center, ehm, diciamo nel Monte Cheyenne. Quindi io, come sapete, mi invento un po' di sfondi per fare queste live, durante le quali vi mostro un po' con, diciamo, lo sfogliamo insieme delle riviste, ma durante questa live vedremo anche altre cose che mi preme mostrarvi. Eh, Grazie del bentornato, effettivamente è quasi un mese che non faccio live, cioè hai ragione. Iniziamo come al nostro solito. Sono le ore 10:51 di questo mercoledì 15 aprile 2026. È passata anche Pasqua, ci siamo protratti verso le vacanze estive, quindi diciamo che si avvicina con l'arrivo della primavera, si avvicina anche l'estate. Io avevo detto che avrei fatto tante live, avrei dedicato tanto tempo al mio canale, ma mi sto dedicando principalmente ai video, che ci vuole, sembrano delle cassette buttate lì, ma non è così. Io l'audio perdo tempo a, diciamo, a migliorare la qualità audio di tutto ciò che pubblico, perdo anche tempo a fare il video, quindi pubblicarne poi uno al giorno di video non è tanto semplice, bisogna riuscire a stargli dietro. Poi però non voglio lasciare, non voglio rinunciare a queste che sono le live, che poi diventano anche esse dei video, come ben sapete, come chi mi segue sa benissimo. Io faccio le live che poi diventano dei veri e propri video che possono essere visti anche quando io ho chiuso la diretta e quindi diciamo possono essere usufruiti lo stesso. Oggi vedete due bollini, uno in basso a destra, uno in basso a sinistra. Uno c'è scritto Reni Toons e l'altro c'è scritto Reni Retro. Perché? Perché l'argomento principale della live è lo sfogliamo insieme di questa rivista che sono almeno 2 settimane che ce l'ho. Quindi questo è l'argomento principale della live, ok? Quindi noi come argomento principale abbiamo da sfogliare questa bellissima rivista sempre edita da Spread Editori. Però ci sono anche delle altre cose che vi voglio far vedere e che riguardano Reni Toons, quindi riguardano il mondo dei manga, degli anime, diciamo dei cartoni animati o dei fumetti. E poi vi voglio far vedere anche un'altra cosetta che mi è venuta in mente proprio perché poi lo vedremo, vi racconterò ed è qui dietro a me, non so se si
se si vedono bene, anzi vorrei metterle anche un po' meglio. Tra l'altro a Pasqua, questa Pasqua mi sono rifatto un regalo e poi vi farò vedere anche questo. Allora, io direi di iniziare subito alla grande questa live, anche perché sono quasi le 10 e quindi sono quasi le 11, sono le 10:54, sono quasi le 11 e quindi senza perdere ulteriormente tempo iniziamo subito. Ogni tanto mi fermerò dallo sfogliamo insieme e vedremo degli intramezzi, ok? Quindi la rivista che dobbiamo vedere, la prima di copertina, proprio la copertina principale, già l'abbiamo vista, è lì al lato. Questa è la quarta di copertina. Come sapete io ci tengo molto alle quarte di copertina, ve l'ho sempre spiegato, proprio perché quando uno sta su un mezzo di trasporto, metropolitana, sull'autobus e legge la rivista, come vedete, vede la copertina e la quarta di copertina, ok? Quindi molto molto importante la quarta di copertina. E qui ovviamente ci sono tutti, diciamo, tutti i giochi che vengono trattati in questo numero della rivista, ok? Allora partiamo immediatamente senza indugi. Visto che sto dentro lo Stargate, magari vi faccio vedere un po' più grandi le pagine singole, così poi passiamo a quest'altra pagina dove c'è l'editoriale. L'editoriale è dedicato a emozioni digitali. Come vedete qui sotto c'è un bel Commodore 64, ok? Guardate che bel Commodore 64 con il suo bel joystick. Quanto prima vi farò vedere una serie di joystick per Commodore 64 e Amiga, che io ho delle rimanenze di magazzino, tenuti imballati, mai aperti, mai sballati, e vedremo, ne parleremo un po' di quei joystick. Quanto prima li devo andare a prendere in soffitta. Allora, quando mi vedete che giro la testa è perché guardo sulla mia TV se effettivamente la live sta andando bene o se ha degli scatti. Anche perché ho aumentato, non so se... Sì, dovremmo stare trasmettendo a 60 fps. Ho aumentato, diciamo, diciamo, i frame per secondo, quindi le immagini al secondo che vengono trasmesse, perché così spero che YouTube faccia girare ancora un po' di più i miei video, per quanto il mio canale sta andando bene, ho sorpassato i 1300 follower, quindi a me, tra l'altro, voi sapete che a me basta raggiungere le 3 visualizzazioni per ogni video, per ogni live, per ogni short, e mi sembra che le raggiungo tranquillamente, quindi io sono contentissimo così come va. Allora andiamo a vedere il sommario di questa rivista, ve la faccio vedere prima completa, eccolo, e poi vi avvicino, diciamo, sì, prima questa parte qui avvicinata, eccola, e poi andiamo di qua, vedete? Ovviamente è dedicata ai picchiaduro, ok? Quindi i migliori picchiaduro, tra l'altro qui c'è scritto proprio della Capcom. I migliori picchiaduro della Capcom. Oh, qui sotto c'è Barbarian per Commodore 64, ci ho giocato tantissimo, ed anche al seguito Barbarian 2, che era più un'avventura che un gioco uno contro l'altro, si vede più fluido, meno male. Diciamo che il mio PC è sempre lo stesso, sempre un i5 del 2012, sempre i stessi 16 GB di RAM, la scheda video è quella che ho montato ormai un anno e mezzo fa, che era il top dell'epoca, e diciamo la CPU mi dice che sta intorno al 40%, quindi diciamo ce la fa tranquillamente il PC a gestire i 60 frame. Con un font che ci ricorda il film Ritorno al futuro, c'è una bellissima scritta con scritto Ritorno al passato. Ritorno al passato. Vi faccio vedere ovviamente questa pagina bellissima, e questa è l'altra pagina per quanto riguarda questa rubrica, i giochi di marzo e aprile 2009. A me addirittura, vabbè, per me, come sapete, gli anni 80 e 90 mi sembrano ieri,
Pensate un po' al 2009, a me mi sembra qualche ora fa il 2009. Sono passati una marea di 15 anni, sono passati dal 2009. Mannaggia, 15 no, ma quasi ci manca. E vabbè, che te devo dire? Il tempo passa, quindi non c'è niente da fare. Ecco le classifiche marzo-aprile 2009, addirittura per Xbox 360, che io ce l'ho ancora lì, l'Xbox 360 che si è incastrato il cassettino che si apre per mettere il CD, anzi il DVD, quello legge DVD dual layer, la Xbox 360, e niente, non si riesce a fare prima, la devo smontare. Quanto prima mi dedicherò a smontarla, ma prima mi devo finire di riparare le piastre perché sono molto più importanti per me le piastre, perché devo continuare a passare tantissime audiocassette, queste le audiocassette ce n'ho tantissime da passare e quindi mi devo assolutamente riparare la piastra. Allora andiamo avanti. Quindi i giochi di marzo-aprile 2009, Xbox 360, la Wii, il PC e la PS3. Vedete? Qui lo dice, eccoli qua. Eccoli qua. Oh, io vi ricordo sempre durante queste live che Sprea, io non ho niente a che fare con Sprea Editori, io queste cose le faccio per passione, questi video non sono né sponsorizzati né monetizzati né niente, io li faccio solamente per passione. Quindi è doveroso, io queste riviste le compro, le pago, infatti pure il mio edicolante ci è rimasto un po' così vedendo il prezzo, perché mi pare che costa 12,90 sta rivista, dice ammazza ma quanto è arrivata cara? Mi pare che è sempre costata così. Lui si ricorda che costava 9,90, io invece mi ricordo che è sempre costata così. Allora qui come vedete c'è la pubblicità di Anime Cult di cui già abbiamo fatto, lo sfogliamo insieme, sta lì dietro Anime Cult, e questa è un'altra pagina dedicata a un iconico videogioco che è Donkey Kong. Vedete? Oh, io ho un sacco di luci accese, ma mi sa che sono pure troppe. Oh. E questo It's a Me, Pauline, Retro Radar Column. La rubrica Retro Radar Column, e questo sotto è Donkey Kong. Allora io direi di fare già una prima pausa, come negli anni 60 agli anni 80. Già. Allora, una prima pausa. Vi volevo dire, io sono stato oramai un mese fa e ci riandrò sicuramente appena lo rifaranno a fine mese. Sono stato ai Japan Days. Japan Days è una, diciamo, manifestazione, chiamiamola così, che viene organizzata diciamo, degli organizzatori giapponesi, dove ci sono tutti stand che hanno a che fare con il Giappone. In mezzo a questi stand però ci sono anche dei stand italiani che diciamo non sono propriamente legati al Giappone ma anche al collezionismo. Ok, quindi oltre quindi scusate un attimo. Quindi praticamente stavo dicendo, ai Japan Days ci sono tutti questi stand prettamente di roba giapponese, quindi ci sono i kimono, c'è chi ha le spade tipiche giapponesi, c'è chi ha i bonsai, ci sono e poi ovviamente tanto materiale che ha a che vedere con sia serie TV e sia anime e manga giapponesi, però tra tutti quanti sono diverse edizioni che c'è una persona che vende quelle che sono diventate delle cose da collezione, e io non avrei mai pensato, figuriamoci che potessero diventare da collezione queste cose. Di cosa sto parlando? Delle Lego Action Figure, ok? Le Lego Action Figure, visto che ci sono di tanti personaggi della Marvel, personaggi della Disney, personaggi di Harry Potter, e posso continuare, i personaggi, mi piacciono tanto quelli dei Simpson, c'è addirittura South Park, c'è addirittura l'action figure di E.T., l'extraterrestre, le minifigure, no l'action figure, le minifigure. Allora io sono andato a scartabellare in mezzo a tutti i miei vecchi Lego e sono riuscito
a mettere insieme diverse, anzi parecchie action figure degli anni 80, forse pure anni 90. Allora adesso ve le faccio vedere perché io le ho messe, ecco ce l'ho qui, adesso ve le faccio vedere più da vicino. Guardate, queste sono solo alcune, guardate che spettacolo, guardate, queste sono tutte minifigure Lego che trovavamo nei set Lego degli anni 80-90. Vedete? Me le sto muovendo il più lentamente possibile. Vedete? O se la telecamera regge il fuoco. Eccoci qua. Guardate che spettacolo. Queste sono delle minifigure Lego anni 80-90. Le rimettiamo qua. Poi dovrò andare a un Lego Store perché voglio comprare dei pezzettini di Lego proprio per esporle in una vetrina, per mettere nella vetrina. Mi farebbe molto piacere poterle esporre. Per adesso io le tengo dentro una scatola, per farle entrare nella scatola devo praticamente smontare mezzo mondo qua, e quindi vi faccio vedere anche le altre che le ho esposte qui dentro. Guardate, non sarà molto complicato, però questo è un espositore di plexiglass e mi è venuto in mente di esporle così. Guardate, guardate che collezione. Allora ricominciamo come prima. Allora ve le faccio vedere scorrendo piano piano, non le posso mettere troppo verso. Guardate quante sono. Poi però se le metto troppo verso il basso mi cascano. Perché le devo tirare. Non riesco a capire com'è fermo. Così. Guardate che spettacolo. Tutte queste minifigure della Lego. Ve le volevo far vedere un po' meglio, ma meglio di così no, perché come muovo questo ovviamente se ne cadono tutti in avanti. Uè, Luca Cusani, facciamo i complimenti a Luca Cusani per la live di ieri. Io la devo ancora finire di vedere, devo dire la verità, sono un po' così. La mattina la sveglia suona presto, quindi a una certa ora bisogna andare a letto. Comunque andate a iscrivervi a Luke74 Channel, come dico sempre quando lui si connette, ok? Allora salutiamo anche mia moglie che ha tanta pazienza con me, tanta. Io ringrazio tanto mia moglie che ha tanta pazienza con me, che c'è un sacco di roba che non si sa più dove metterla. L'unica cosa comunque che continuo a comprare sono appunto queste riviste di cui facciamo lo sfogliamo insieme, e qualche vinile, per esempio qui ecco, vedete questo è Vasco Rossi, il cofanone di Vasco Rossi. Siamo qui dentro c'è la maglietta 45 giri, due vinili 33 giri, c'è un sacco di roba, qua dentro c'è il CD originale. Insomma, questo è un cofanetto da collezione, un cofanone da collezione. E comunque già ho acquistato, anzi apro una parentesi, durante le live, come sapete io parlo un po' di tutte le mie passioni, partendo ovviamente da queste. Praticamente sabato prossimo sarà l'RSD Record Store Day 2026. Ok, sono tantissime le uscite previste per questo Record Store Day. Io ho acquistato già da un negozio qui di Roma, e mi arriverà via posta il disco in edizione limitata, la ristampa di Remix 94 degli 883. Ok, io ho già i 3 vinili originali anni 90, però questa ristampa è diversa da quei 3 vinili. Innanzitutto sono 2 vinili solamente e non 3. Questo che cosa comporta? Che alcune versioni extended sono state messe in radio version,
diciamo, su questa nuova ristampa. Quindi diciamo non è una ristampa identica a quella che uscì nel 94, remix 94 degli 883. Dentro ci sono remix by Datura, by Fargetta, Molella. Quando Molella se ne uscì con Confusion, prese la canzone degli 883 e ce la mise sopra e fece uno dei primissimi mashup, diciamo, con la sua Confusion, mi pare nella notte, nella notte, no, sì, era nella notte, Molella remix, e c'era Confusion, la sua Confusion di base con le parole di Max Pezzali e degli 883 nella notte. Quindi diciamo Remix 94 è una ristampa che può interessare parecchio per averla su vinile e non è identica a quella del 94 che uscì in triplo vinile colorato. Uscirono rosso, arancione e giallo i tre vinili nel 94. Questi sono sempre vinili colorati, però diciamo hanno dentro alcune radio version ed alcune extended version e sono solo due vinili. Ok, oltre a questo uscirà una marea di altro materiale. Tra l'altro sempre per il Record Store Day è già uscito la ristampa in vinile rosa semi-trasparente del grandissimo successo di Robert Miles, Children. Comunque ce ne stanno tantissimi. Vi invito a visitare il mondo del vinile.it e a cercarlo anche su Telegram e su Facebook, perché lì pubblicherò tutte le uscite RST che verranno pian piano aggiunte su Amazon. Ok? Detto questo andiamo avanti, se no facciamo veramente troppo tardi. Allora, le uscite di marzo, abbiamo visto questo, andiamo avanti. Steve Turner, eccoci qua, Steve Turner. E come faccio? Allora, vi faccio vedere prima questa, Steve Turner, più ingrandita, e poi questa. E qui si parla di l'autore di Quazatron, Ranarama, ci racconta Deepest Blue. Allora, andiamo qui. Adoravo lo Star Wars Arcade originale, quindi volevo che i caccia di Deepest Blue fossero scattanti e velocissimi. Oh, Alex Kidd in Shinobi World. Alex Kidd in Shinobi World. Guardate, questo è Alex Kidd in Shinobi World. Alex Kidd in Shinobi World. Luca, che mi racconti di nuovo? Oh, Capcom se ne uscì con un gioco che ebbe un successo mondiale. Capcom se ne uscì con un gioco da cui sarebbero stati fatti anche dei film, e con un gioco che a mio avviso anche su Amiga non era male, il porting su Amiga. Street Fighter 2, ci furono una marea di seguiti di questo gioco. Ovviamente parliamo del picchiaduro per eccellenza, senza nulla togliere a Mortal Kombat e poi a tutti gli altri addirittura in 3D che sono stati fatti in seguito. Però Street Fighter 2 fu il primo vero picchiaduro degno di questo nome, perché poi noi eravamo abituati a giochi di karate, i K Plus per esempio, International Karate Plus, ma ce ne stavano tanti, Kung Fu Master, ma ce n'erano già di giochi in cui uno si poteva picchiare, però come Street Fighter, prima di Street Fighter non ci fu grande scelta. Ovviamente Street Fighter 2 era un gioco che si vedeva orizzontalmente, si combatteva uno contro l'altro orizzontalmente, niente a che vedere con i giochi 3D che uscirono dopo, soprattutto con l'avvento della PlayStation. A me piacevano tanto sia Street Fighter che Mortal Kombat, ma poi con l'uscita della PlayStation 1, la primissima PlayStation, uscì Soul Blade e a me piacque tantissimo Soul Blade, di questi avversari che
che si prendevano anche a spadate, bellissimo, Soul Blade. Oh, e qui ci sono tutti i vari, tutte le varie versioni di Street Fighter, come qui si parla di Street Fighter Alpha 2, Street Fighter Power Stone 2, Marvel vs Capcom 2, New Age of Heroes, SNK vs Capcom, The Match of the Millennium, cioè, vedete, poi aumentando la possibilità di scegliere i personaggi e ovviamente aumentava anche, cioè cambiava la versione di Street Fighter. Street Fighter metteva a disposizione quei personaggi di quella versione. Street Fighter 2 uscì con quei personaggi che dovevano essere sconfitti o che si potevano usare per giocare uno contro l'altro, e quelli erano. Poi piano piano hanno unito, hanno messo pure i personaggi della Marvel addirittura per scontrarsi contro i personaggi di Street Fighter, e quindi diciamo che e qui su queste altre pagine, ecco, Street Fighter 3 Third Strike, Street Fighters Rival Schools United by Fate, Capcom Fighting Collection. Come vedete sono tantissime le versioni di Street Fighter che sono uscite. Opla, prima questa, ci sto a capire niente perché avendocelo specchiato, io vedo specchiato nel monitor, non ci capisco niente. Comunque sembra che stia venendo abbastanza bene poi questa live, era così un test che volevo fare, però invece mi sta piacendo parecchio. Oh, qui continuiamo con Street Fighter Alpha 3, X-Men vs Street Fighter, Capcom vs SNK Millennium Fight 2000, Tatsunoko, addirittura i personaggi della Tatsunoko vs Capcom Ultimate All Stars. Quindi come vedete cambiavano tutti i personaggi su questo gioco e cambiavano le versioni, capito? E quindi in questo modo si sono garantiti la vendita di tante versioni di uno stesso gioco, mettendoci soltanto tanti personaggi diversi, ovviamente ognuno con le sue mosse segrete, diciamo con la sua associazione di tasti e movimenti per poter fare determinate mosse. Non era facilissimo giocare a Street Fighter, c'erano delle mosse che potevano essere fatte solamente premendo determinati tasti con una determinata sequenza e muovendo la leva del joystick, diciamo, di conseguenza. Quindi non era facilissimo. Qui siamo arrivati addirittura a Street Fighter 4, Street Fighter Darkstalkers Chronicle, Capcom vs SNK 2, Mark of the Millennium 2001. Guardate, ma veramente tanta roba. Guardate, tanta roba, tanta roba. Guardate che spettacolo, tanta roba. Andiamo avanti. Oh, Fatal Fury, questo era un altro che essendo uscito Street Fighter, poi tante altre case hanno provato a fare Rise of the Robots, sua amica, mi ricordo pure. Ce ne furono tanti che fecero dei giochi molto simili a Street Fighter. Vabbè, il più famoso poi divenne sempre Mortal Kombat, però diciamo anche Fatal Fury ebbe la sua bella fetta di mercato all'epoca, era molto conosciuto anche Fatal Fury, per quanto questo Fatal Fury richiedeva un hardware abbastanza buono. Guardate che bella questa immagine, ve la metto un po' più grande. Quindi Fatal Fury ebbe un discreto successo, per carità. Fatal Fury King of Fighters, l'inizio della leggenda dei fratelli Bogard. Fatal Fury Devil Street of Horror, spettacolo. Guardate qui, vi ingrandisco un attimino questo trafiletto, guardate che spettacolo. Cerco di stare fermo se volete scansionare quel codice a barre. Fatal Fury,
Crediti 2. Ovviamente tutti questi giochi sono usciti in sala giochi, in versione arcade, quanto ci abbiamo giocato, perché ovviamente vedere, vedere i nostri eroi, diciamo, sotto forma di videogioco, poi mi ricordo parecchio anche, ci furono pure Gundam, ci misero tutti, diciamo, i protagonisti di Dragon Ball, uff, ne fecero tantissimi, ma tantissimi, tantissimi, non so neanche se qui ci sono elencati tutti. Oh, e adesso vediamo un'altre due pagine dedicate invece a un gioco che fu, diciamo, il capostipite. Su Amiga venne fatto Zool, che ebbe un seguito anche Zool 2, la formica, mentre invece la Siga se ne uscì con questo gioco che era velocissimo, come si chiama? Un platform game, non, oddio, vabbè, i nomi non mi vengono, il tipo di gioco, vabbè. Comunque Sonic the Hedgehog era velocissimo, un gioco veramente veloce, 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 è molto molto bello, curato sia dal punto di vista della grafica e dei colori che dal punto di vista dell'audio. Quindi un bellissimo videogioco questo di Sonic, che diciamo ebbe già alla sua uscita, appena uscito, ebbe un successo enorme. Sonic the Hedgehog, tantissimi livelli, tra l'altro uno più veloce dell'altro. Vedete? Qui hanno messo un po' di immagini dei vari livelli di Sonic the Hedgehog Siga, la grandissima, diciamo, marca che ha fatto tanti videogiochi, tra l'altro uno più bello dell'altro. Allora, infatti vedete qui pure musica maestro, perché era bello giocare a Sonic oggi. Vedete, questo è proprio diciamo, un articolo dedicato a Sonic. Vedete, qui c'è proprio scritto che la musica era importante, e di qua invece giocare a Sonic oggi. Ok, andiamo avanti. Un tributo alla Domark, la Domark fondata nel 1984 da due uomini marketing senza esperienza nei videogiochi. Domark è diventata una delle software house più importanti dell'era home computer a 8 bit. Ripercorriamo i suoi titoli più significativi insieme al cofondatore Dominic Wheatley. Ecco, e questo è il logo che noi vedevamo anche, se non mi ricordo male, uscirono anche su cassetta dei giochi della Domark e c'era questo logo per Commodore 64, questo logo bellissimo proprio, con questa O così più grande che sembrava quasi, diciamo, un anello visto per traverso, che diventa ovviamente un ovale, quindi Domark. Domark è un'altra grandissima, grandissima software house. Infatti, ecco, View to a Kill preso da 007, ok? A View to a Kill. E poi ci sono tanti altri giochi, guardate. Molti erano per Commodore 64, eh. Vi faccio vedere. Guardate la grafica 8 bit del nostro vecchio e amato home computer, il Commodore 64. Allora, andiamo avanti. Star Wars. Usa la forza, Luke. Usa la forza. Lo sforzo. Ecco, altri giochi della Domark. Guardate, guardate, vi faccio vedere, ingrandisco. Guardate, guardate. Spettacolo, eh? Vabbè. Ah, quanti ne ha fatti? Pure Clax, Bloodshot. Mamma mia. Eccolo, Clax sta pure qui. Championship Manager. James Bond The Duel. Guardate, guardate. Vi faccio vedere prima la rivista, tutte e due le pagine. Poi partiamo da questa. Gliela ingrandisco un po'. Che spettacolo, mi piace questa rivista come sempre. Oh,
Retro gamer, stranezze PlayStation. Allora, pausa, pausa, poi dopo continuiamo magari. Allora, mia moglie ed io siamo soliti andare a cavallo del 1° maggio, quindi tra fine aprile e i primi di maggio, in Emilia Romagna. Prima andavamo sul lago Trasimeno, dove c'era Coloriamo i Cieli. Coloriamo i Cieli dopo il Covid, diciamo, non l'hanno più organizzato, non so che problemi ci sono stati, però noi ci piacciono tantissimo le fiere dedicate agli aquiloni, ok? E quindi diciamo a Pinarella, in Emilia Romagna, c'è diciamo tutti gli anni questa manifestazione arte evento che è dedicata agli aquiloni. Durante questa manifestazione, nei vari stand che vendevano aquiloni di tutti i generi, sia acrobatici, normali, solo per farli volare o per fare delle acrobazie, ci sono anche quelli gonfiabili, perché ci sono degli aquiloni che per farli volare bisogna gonfiarli con l'aria e poi questi salgono tutti gonfi d'aria, bellissimi. Io ho tante foto, tanti filmati, tra l'altro ho rischiato di perdere una RAM da 256 giga che avevo nel cellulare, ho recuperato parecchio materiale e quindi voglio pubblicarlo, quindi ci sto un po' lavorando. Appena avrò finito di recuperare tutto il materiale pubblicherò qualcosa anche riguardo questa manifestazione arte evento. Durante questa manifestazione c'era uno stand di poste italiane. Ok, come sapete, come vedete, lì c'è scritto Reni Toons, sia io che mia moglie siamo appassionati di anime e manga, ok? Durante questa manifestazione arte evento, allo stand di poste italiane c'era una cosa che non abbiamo potuto non acquistare. Allora, stava dentro, l'abbiamo messa noi conservata dentro questa busta, qui c'è scritto Margherita, il nome di mia moglie, e qui c'è ovviamente il logo Poste Italiane. Ok, che cosa conteneva questa busta? Allora, ovviamente c'è la brochure di Arte Evento, 45esimo Arte Evento Cervia, qui addirittura 2025, quindi l'anno scorso, vedete? C'è scritto Pinarella, Cervia, spiaggia di Pinarella e Magazzino del Sale. Ovviamente qui, come vedete, ci sono degli aquiloni bellissimi, guardate che spettacolo. Ok, e questo è tutto il volumetto dedicato appunto alla manifestazione, dove ci sono delle fotografie di questa bellissima manifestazione. Guardate il momento clou, quando ci sono tutti gli aquiloni in cielo, bellissimo. E questi sono anche, diciamo, delle vele messe lì, vedete? Ok, che cosa c'era? Guardate che cosa abbiamo preso, e c'era anche, poi vedremo, guardate, questi sono i francobolli emessi da Poste Italiane dedicati all'incantevole Crimi. Ok, guardate, qui c'è ovviamente il numero, trattasi di edizioni limitate numerate, non so se mette a fuoco. E questo costava 15 euro e lo vado ad aprire. Guardate che spettacolo, ve lo faccio vedere prima di qua. Quindi ci sono due cartoline di Crimi Mami che ovviamente dall'altra parte hanno il francobollo. Adesso non so come farvelo vedere, perché andrebbero levate queste cartoline, e hanno il francobollo in edizione limitato numerato di Crimi Mami. Però è bellissimo, sono bellissime le due cartoline in edizione tiratura limitata numerata di Crimi Mami, vedete? Ve le faccio vedere, eccoci qua. Come vedete qui c'è il logo Filatelia Poste Italiane. Ok, andiamo avanti.
abbiamo preso anche questo, che è il Festival dell'Aquilone, 42esimo, questo è quello vecchio del 2022, e quindi poi abbiamo preso le cartoline. Questa è la cartolina dell'anno scorso, vidimata, timbrata, con tanto di francobollo, vedete? E questo è del 2025, ok? Del 2025. E qui ci sono tutte le cartoline timbrate di ogni edizione ufficiale di Poste Italiane, di ogni edizione di questo Festival dell'Aquilone, ok? E noi qui poi ci andremo ad aggiungere tutte quelle nuove. Vedete, qui c'è un francobollo su ogni. Queste sono tutte cartoline staccabili, eh? Questo è come se fosse un album di fotografie, però ci sono delle cartoline, ok? Quindi questo è un'altra cosa spettacolare. Ok, aspettate che vado a mettere a posto senza fare danni. Ok? Oh, entriamo un po' più nel vivo. Guardate pure che cosa abbiamo preso. Questo è sempre cartolina e francobollo dedicato a Gig robot d'acciaio. Guardate, questo è dietro. Vi faccio vedere ovviamente anticontraffazione. Questo è il numero 2500 e qualcosa di 3000 ne hanno fatti di Gig. Andiamo ad aprire? Andiamo ad aprire, va. Guardate. Allora, prima cartolina di Gig, poi c'è Hiroshi disegnato, e poi ci sono altre due cartoline di Gig, e poi c'è un altro bellissimo disegno che fa da sfondo. Eccolo, Gig robot d'acciaio, guardate che spettacolo. Gig robot d'acciaio, eccoci qua. Ok, andiamo avanti, sennò poi si fa troppo tardi. Ovviamente non potevo non comprare e non farvi vedere quello dedicato a Holly e Benji. Holly si allena tirando i rigori, Benji si allena parando i rigori, sembrano partite gli allenamenti. Allora aspettiamo che mette a fuoco. Ok, 2159 di 3000. Anche questo Holly e Benji, ne sono stati fatti 3000 di questi. E qui ci sono sempre le cartoline, come vedete, Holly e Tom e Benji, quello pure Ed Warner, cioè il portiere della Muppet e della Toho. Qui si vede anche Benji Price, Ed Warner. Vedete il numero 10 di Oliver Hutton, bellissimo anche da collezione. Queste cartoline con francobolli originali, qua, no, questo è il codice a barre, qua in copertina, qua Poste Italiane, vedete, molte di questi non si trovano già più. Oh, poi ovviamente abbiamo anche questo, che piaceva sia a me che a mia moglie, l'abbiamo preso perché era molto molto bello. Lady Oscar, Lady Oscar, guardate, questa è la tiratura limitata che dimostra, questo è il 112 di 3000, folder 2024, vedete? Lady Oscar, e qui sempre ci sono cartoline, guardate che spettacolo, e il folder per raccoglierle, uno più bello dell'altro. Allora vi ho fatto vedere quelle che abbiamo preso ad Arte Evento, un attimino solo che li metto a posto. Ok, questi sono quelli che noi abbiamo preso ad Arte Evento.
vuole un attimo metterli a posto, conviene metterli a posto. E poi vi faccio vedere, quest'anno siamo andati, dopo tanti anni, siamo tornati a Romix. Allora, volevo prima fare un saluto, un ultimo saluto alla Fiera di Roma. Se andate a cercare, è stato buttato giù tutta, la Fiera di Roma non esiste più. Alla Fiera di Roma veniva fatto una manifestazione che si chiamava Expo Cartoon, dove quelli diciamo, della mia generazione sono cresciuti, ci andavamo sempre. Adesso, da tanti anni, oramai sono tantissimi anni, che alla nuova Fiera di Roma viene organizzato il Romix 2 volte l'anno. Ok? Al Romix di quest'anno, al Romix 2026 edizioni di primavera, noi abbiamo preso questo. Ovviamente costa un po' di più e vale un po' di più questo. Sempre, aspettate che faccio mettere a fuoco la telecamera. Ok, 1200 qualche cosa di 5000 pezzi. Ok, guardate, dedicato interamente a Goldrake. Ne hanno fatto uno anche per Lucca Comics, ma costava 45 euro. Purtroppo su questo non possono fare sconti, perché il prezzo viene deciso direttamente dalle poste, quindi no, non è che uno dice va te ne prendo diversi, mi fai uno sconto. Purtroppo che io sappia su questo materiale non è possibile avere degli sconti. Ecco qua, Goldrake. Vale veramente la pena per chi come noi ha già una collezione di questo materiale. Allora, bellissimo, vi ho fatto vedere anche quest'altro materiale e noi andiamo avanti con lo sfogliamo insieme di Retro Gamer numero 5. Stranezze PlayStation. E eccoci qua, torniamo sulla rivista Stranezze PlayStation. Ecco, un articolo dedicato alle stranezze della PlayStation, poi viene Kitchen Panic. Oh, Star Wars Knight Old Republic 2, dietro le quinte. Questo si parla del 2004, a quanto sta scritto qui. Guardate, guardate che bella questa pagina. Vecchia Repubblica. Ok, qui continua. Bellissimo articolo su Star Wars 2 Old Republic 2. Siamo all'interno dello Stargate. Ricostruire i Sith. Io pensavo che era ricostituire il, diciamo, invece ricostruire i Sith. Allora partiamo da qui e poi andiamo qui. Siamo già oltre metà rivista, però è una bella rivista, tante pagine. Desert Strike, Return to the Gulf, ritorno al Golfo. Io mi ricordo un altro gioco tra i Wargames su Commodore 64, War in the Gulf, guerra nel Golfo. Giochi di guerra ci sono sempre stati su sti home computer. Oh, e qua c'è qualcosa dedicato al Commodore 64 e qua c'è Barbarian a tutta pagina. Ingrandito così sembra tutto pixelloso, però quando lo giocavamo sui tubo catodici, sui televisori a tubo catodico, sembrava una cosa dalla grafica spettacolare questo Barbarian, soprattutto quando facevi il giro e gli tagliavi la testa. Tutti quanti con una sola mossa vincevi, però ovviamente l'avversario si poteva anche parare con la spada, quindi guardate, guardate che spettacolo. Paratroid Power, e qui ci sono tanti giochi per Commodore 64, guardate quanti ne sono.
hanno fatto diciamo, una lista di alcuni, perché ne sono usciti tantissimi, di alcuni dei giochi per Commodore 64 che hanno fatto un po' la storia, quelli che ci ricordiamo un po' di più, eh. Guardate che belli che sono, eh. Per esempio il leaderboard golf ci ho giocato tantissimo, come vi ho detto già in altre occasioni. Ho giocato tantissimo anche a Winter Games della Epix, ma veramente veramente bellissimo. Poi c'era anche Summer Games, mo vediamo di qua, Barbarian, ci ho giocato tantissimo, IK Plus l'ho nominato prima, guardate, ecco, stanno tutti quanti qua, guardate, ora vi faccio vedere questa pagina leggermente ingrandita, e poi andiamo su quest'altra, guardate che bel Commodore 64 modello biscottone, con i tasti funzione marroni, bellissimo, 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 guarda. Tanto di cappello a questo piccolo home computer 8 bit che ci ha tenuto compagnia per tanti tanti anni. Qua si parla di Defender of the Crown, Wizball, Buggy Boy, uno più bello dell'altro questi titoli, California Games, che te lo dica a fa, palleggia col sasso, chi se lo scorda, vabbè, Bubble Bubble. Facciamo per il mio amico, non Luca Cusani, ma il mio amico Luca di Roma, facciamo un bello zoom, lui è appassionato di Bubble Bubble e gli facciamo un bello zoom su Bubble Bubble per Commodore 64. Andiamo avanti, vabbè, qua c'è sta Microprocessor, Tetris, Armalite, Turbo Outrun, mamma mia, Clax, Rainbow Island, cioè uno più bello dell'altro. Poi sono usciti giochi di tutti i tipi, giochi di tennis, come abbiamo visto, giochi di golf, giochi di calcio, le Olimpiadi in tutte le salse, il nuoto, il salto con gli sci dal trampolino. Per Commodore 64 è uscito veramente di tutto, tutti i tipi di giochi da tavolo e di carte. Oh, vedi qua che c'è. Game Boy Pocket e poi vabbè c'è il Computer Idea che io non lo compro da una vita e continua ad uscire in tantissime versioni tra l'altro. Ecco, questo è il Game Boy Pocket e di qua c'è la pubblicità Computer Idea, un'altra rivista edita da Sprea Editori dedicata ai PC moderni. Stuart White, da producer di lungo corso e dirigente dell'industria videoludica, ha guidato numerosi team di sviluppo nella creazione di una serie di marchi celebri come XCOM, Fable e Harry Potter. Eccolo qui, una bellissima intervista. Andiamo a vedere più grande questa pagina e andiamo a vedere più grande quest'altra. Ok? E questa è una bellissima intervista. Eccola qui, tutta pagina. Poi andiamo a vedere prima di qua. Se volete vedere meglio le pagine, se vi volete soffermare, mettete un attimo in pausa il video e gli date un'occhiata. Ecco, continua qua tutta l'intervista. Guardate quante pagine. Eccoci qua. Spettacolo, veramente spettacolare. Andiamo avanti. Lost in Translation, Ramma Mezzi, Shunai Jetuken, vabbè, Japan vs USA. Ranma, anche Ranma mi piace tantissimo, sia a me che a mia figlia, a mia moglie anche, la Takashi, e ne hanno fatto ovviamente anche dei videogiochi, avendo avuto un grande successo sia l'anime che il manga, fortissimo Ranma, tra l'altro hanno fatto una riedizione già bella che doppiata in italiano, più moderna, anche perché diciamo secondo me portare alla qualità video quella degli anni, la versione degli anni 90 forse è stato meglio ridisegnare tutto, quindi fare un character design molto molto simile a quello degli anni 90, però che ricordasse un po' che siamo negli anni 2020, insomma, quindi tanto di cappello alla nuova edizione di Ranma, mi è piaciuta parecchio. Ok, Shadow of the Colossus.
con il creatore Fumito Ueda e altri esperti del settore ripercorriamo la genesi di Shadow of the Colossus, analizzando l'impatto che continua ad avere ancora oggi. Ecco, un bell'articolo dedicato a Shadow of the Colossus. Eccolo. Ci avviciniamo alla fine. Continua questo articolo, guardate che articolone enorme. Bello, bello, mazza. Ok, continua questo articolo. E qui adesso si parla di resuscitare un classico. Come è stato lavorare al remake di Shadow of the Colossus. No, Biro! Oh, il cagnolino che quando sente movimenti abbaia. Eccoci qua. Gogcom. Vediamo un po'. No, Biro! Buona, eh? Biro come la penna, eh? Perciò dico buona. La cagnolina è femmina. Siamo quasi addirittura di arrivo anche di questa rivista. Guardate che foto di gruppo, questa ve la faccio vedere così. Mi sfarfalla un po' il video, ma è la scheda video che ogni tanto ha degli errori di codifica. PC del 2012, glielo concedo. Ok. Mamma mia. Non finisce più sta rivista oggi, eh? Incredibilmente bella e piena di contenuti. D'altronde se uno vuole vendere queste riviste in edicola al prezzo soprattutto a cui vengono proposte, devono essere veramente piene, piene, piene di contenuti, altrimenti diciamo, l'utente medio di una rivista del genere se la prende su internet, le notizie se le prende su internet. Per quanto quelli appassionati come me della carta, gli piace sfogliare, mantenere, perché sì, su internet c'è qualcuno che decide che tu non devi più usufruire di quel prodotto, lo levano e tu non lo trovi più. Poi vi racconto. Minority Report. Ecco, siamo proprio alle ultime pagine, le ultimissime pagine. Oh, se vi piace ovviamente andate in edicola, ancora la trovate perché questo è sempre l'ultimo numero. Final Fight, un altro gioco che ha preso l'idea da Street Fighter. Questo è Final Fight. Diddy Kong Racing. Diddy Kong Racing. Mi sa che... Ecco, questo sempre dedicato a Diddy Kong Racing. Ok. Homebrews Kit, il ritorno del dodo.
eccoci qua, andiamo avanti, data burst, processing, siamo proprio alla fine della rivista, le ultime due pagine, guardate. Retro Gamer, e di qua la rivista di scienze, edita sempre da Sprea Editori. Facciamo vedere, questa è l'ultima pagina della rivista, questa è la terza di copertina dedicata a questa rivista Scienze in edicola, edita da Sprea. E questa ovviamente è la quarta di copertina, eccola qui, che ve l'ho fatta già vedere all'inizio della live. Ok, quindi pure questa live si volge al termine ed è durata circa un'ora, sono un'ora e 2 minuti che siamo in live. Ok, bella, molto bella anche questa rivista, bellissima questa immagine di Sonic the Hedgehog. Voglio mettere un po' a farcela entrare in un cerchio. Sonic the Hedgehog di Sega, ok, i migliori picchiaduro. Qui ci sono ovviamente tutti i personaggi di Street Fighter, questo ce la facciamo a metterla a tutta pagina, ma i migliori picchiaduro. No, voglio, ecco, i migliori picchiaduro. Bello, 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 una bella rivista. Allora, durante questa live abbiamo visto, sfogliato questa rivista, abbiamo visto della filatelia dello Stato, poste italiane dello Stato italiano, vi ho fatto vedere le minifigure Lego, vi volevo far vedere anche un'altra cosa. Come vi ho detto durante la live, quest'anno mi sono regalato l'uovo di Pasqua e ovviamente mi sono regalato l'uovo di Pasqua Bauli di Goldrake. UFO Robot, ok? Ed è uscito, diciamo, dall'uovo di Pasqua questo UFO Robot Goldrake senza alabarda spaziale, che tra l'altro è quello che preferisco, vedete? È fatto abbastanza bene, certo l'uovo è costato parecchio, perché poi dopo l'hanno trovato addirittura a 5 euro nei supermercati, io l'ho pagato 12, però diciamo che mi sono regalato un uovo di Pasqua dopo non si sa quanti anni. Aspettate, lo voglio rimettere come stava prima. Oh, così, ok? E quindi niente, pure quest'oggi sono le ore 11:52 di questo 15 aprile 2026, ok? E abbiamo sfogliato insieme Retro Gamer. Allora, in chiusura di live, come sempre, io vi invito a visitare il mio sito principale, che è www.classe74.it. Poi ci sono tanti altri siti come www.magliettevintage.it, potete visitare www.legolando.it oppure www.starwarsstore.it o addirittura www.renij.it. Renij è dedicato alla musica, quindi dentro ci troverete un sacco di materiale di musica. Andate a visitare questi siti, perché così andando poi a fare gli acquisti su Amazon con il vostro account normale, cliccando però sui miei link, contribuirete pure all'espansione di questo piccolo canale che io cerco di portare avanti giornalmente. Ok? Detto questo, mi sembra di potervi augurare senz'altro un buon pranzo a chi già da mezzogiorno comincia a pensare al pranzo, un buon pomeriggio a tutti e arrivederci alla prossima live. Non so ovviamente quando sarà, perché diciamo io le organizzo quando ho
un attimo di tempo, come vedete già organizzare uno sfondo del genere, non so se avete visto, tanto adesso ve lo rimetto, diciamo la schermata di avvio, visto che ho scelto questo sfondo, ho cambiato anche diciamo il countdown iniziale e mi piace adesso farvelo rivedere in chiusura di live e poi ci metterò le sigle finali, quelle mie di Reni Retro, ok? Quindi io vi auguro buon pomeriggio, vi ringrazio tantissimo, qualora lo riteniate opportuno mettete un like, un commento o condividete questa live che diventerà poi un video perenne su YouTube, ok? Così mi fate conoscere, ok? Grazie tante a tutti quanti e ci vediamo alla prossima live. Grazie, un saluto dal Cheyenne Mountain, dall'SGC. Ciao! Thank you.